Eccoci carissimi amici, questa era la famosa tarantella, la grotta di Ulisse. Sono un po' in penombra perché sono in montagna, comunque l'importante è che si vede il frescaletto. Ve l'ho fatto col frescaletto in canna in do dell'amico Libo Gazziano. Poi si può fare anche, sapete che sono anche quelli in plastica, propilene, quindi anche un altro colore. Comunque abbiamo la tradizione del frescaletto in canna. Questa è la tarantella, la grotta di Ulisse. Ve l'ho fatta, l'ho eseguita col frescaletto, col frescaletto in do. La tonalità sarebbe in questo caso in re minore, la potete fare con il do, col si bemolle, col sol, col la, col fa. Cambieranno sicuramente le note. Le posizioni sono sempre uguali. Se volete io vi mando anche la partitura e poi se volete consigli. L'importante è che anche chi non conoscesse di musica la fate molto lentamente perché dovete imparare la tecnica. Per chi suona d'orecchio la faccia molto lentamente per imparare le note. Ma la velocità arriva solo dopo, quindi non stanche, dovete le dita proprio lentissime. Più bravi volete essere, più lenti li dovete fare. Ci va solo un po' di pazienza. Mettetevi sempre like al video e soprattutto iscrivetevi al canale e diffondete anche per i vostri amici per il canale del frescaletto siciliano del mondo, uno dei più bei strumenti popolari che esista, l'anima della Sicilia, l'anima, lo spirito della Sicilia. Scrivetemi, messaggiatemi per avere la partitura, avere altre partiture, oppure per chi non studiasse musica, per scrivere le note, insomma io cercherò di aiutarvi, non voglio niente, è gratuito, mettete punti hype per diffondere il canale e qualsiasi domanda sono qua, per problemi e soprattutto per chi volesse fare così, ci sono tanti costruttori, io vi posso dare qualche nome, però ce ne sono tanti nel mondo, li trovate anche su YouTube, quindi senza nessun impegno, senza nessuna importanza. A me piace suonare anche poi quello lì anche in plastica, propilene, non mi ricordo il nome, questo del maestro Enzo Pinzone di Torino, soprattutto perché per ragazzi, bambini che iniziano, all'inizio ha un po', vedete, guardate che la differenza, questo è un po' più largo come dita, quindi si può anche suonare, e soprattutto questo all'inizio non risente della saliva, non si attuppa, come diciamo noi in Sicilia, e quindi si può suonare benissimo, ma sicuramente la tradizione è quella del frescaletto siciliano del mio amico Libo Gazziano, ma c'è Rosario Altadonna, ci sono tantissimi frescalettari, mi raccomando, la tecnica, suonatela lentamente, tutto si può fare, non c'è più bravi, più non bravi, una volta questi si suonavano ad orecchio, quindi suonateli lentamente, se volete appunto vi mando la partitura, mi raccomando, viva il frescaletto siciliano e soprattutto una cosa dimenticavo, quando muovete le dita, io vedo in alcuni video, alcuni frescalettari, no? Io che sono anche il clarinettista, sassofonista, non muovete le dita a scatti, ma le dita devono stare vicino allo strumento, vicino ai fori. Ecco, guardate un attimo, si è attuppato, ecco, vedo questo è perché questo è tanto che non lo suonavo. Non fate come alcuni. No!
perché quando dovete farlo poi veloce, soprattutto non fare tutti questi movimenti così, perché poi magari nel lento lo potete fare, vi abituate, ma poi quando dovete fare un pezzo molto veloce, quando dovete volare, queste dita non mi fanno correre, quindi mi raccomando, le dita molto veloci, lentamente, lentamente, ma le dita molto attaccate, vicine ai buchi, senza fare così, cip e ciop e ciao. Ciao ragazzi, scrivetemi il vostro Ninoz, Fritz Calettaro, Siculo Piemontese, vi mando tutto, diffondete il canale, mettete mi piace e like, ciao ciao ciao, viva il Fritz Caletto siciliano!